Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo sul lago del Mis, qui nel Bellunese, Dolomiti Bellunesi, siamo sempre in Veneto, e siamo a fare la nostra passeggiatina ai Cadini del Brenton. Breton? No, amore, ho guardato prima, non so per sbagliare. È interessante. Allora, il parcheggio è un po' selvaggio perché c'è pieno di gente, molto turistica qua, e andiamo a vedere com'è questo sentiero. Buona visione. Come vedete c'è un sacco di gente. Dopo vediamo. Il sentiero qua è tranquillo fino ai Cadini. Vedete che bellezza? Adesso ogni tanto vi metto anche un po' di foto perché siamo venuti qui varie volte, prima volta che facciamo un video. Sarebbe bello parlarne di più, ma c'è talmente tanta gente che mi sento un po' a disagio. Adesso andiamo giù per via. Disagio. Andiamo giù di qua. Allora, qui si può fare un giro d'anello qui intorno a queste pozze naturali. Vedete? Azione erosiva. L'acqua arriva forte, fa erosione e poi qua c'è una nuova cascata, farà ancora erosione su quello successivo. Infatti qui sotto al cartello ci sono i metri, 1,5, 4 e 1, quello che vi ho fatto vedere prima, 2,5, 3, eccetera, eccetera. Però Sì. Vediamo qui una cascata, guardate, roba. Prima eravamo là sotto il cartello. No, il cartello è là. Siamo venuti su e questa è la vista dall'alto. Infatti. Allora c'è il divieto di balneazione in queste pozze, anche se viene voglia di buttarsi dentro. l'abbiamo già fatto tante volte. Guardate che Ricordi roba. la mia scivolata col cellulare in mano qua? Sì. Già tempo fa è caduta qua col cellulare in mano. È andata dentro tutta nell'acqua tranne il cellulare che è restato fuori. Guardate che spettacolo. Bellissimo, vero? Allora qui c'è un sentiero che va sia dalla parte destra che sinistra dei Cadini, qua a scalette, e poi ogni tanto si interseca con un ponte. Allora siamo nel 2022 e oggi è domenica e l'entrata è a pagamento 2 euro a persona. Non viene che veniamo qua, ma è stata Siamo venuti qua tante volte, hanno sempre detto che volevano metterla a pagamento, adesso lo è. Naturalmente sono stati costretti perché la gente qua si comporta troppo male per tenere il sentiero e tenere pulito, perché sporcano tutti dappertutto. Servono delle persone, quindi servono le persone che puliscono e le persone vanno pagate. Se tutti si comportavano bene
era ancora gratis, Grazie. che la natura dovrebbe essere gratis per tutti, invece mettono le restrizioni quando le persone si comportano male. C'è avventura, ecco, scivoloni. Quindi. Super cane, sono due super cani che si sono incontrati e uno non era d'accordo. Allora, l'escursione qui per girare intorno ai Cadini del Breton è 34 metri di dislivello e 600 metri in tutto, quindi si fa veramente in un quarto d'ora. Adesso noi siamo arrivati qua alla Forra, giusto? Si chiama Forra? Qua nel letto del torrente, ci mettiamo i nostri sandalini qua da bivacco, andiamo in acqua e cerchiamo un posto per risuoiarci e facciamo un po' di esplorazione. Ok, ci siamo messi i nostri sandalini, e possiamo un sandalino così di questi qua del Decathlon oppure una scarpetta da scoglio, quelle che andate al mare dove ci sono i sassi, così potete camminare dove c'è acqua o sasso acqua senza problemi. Queste dopo 1000 esperienze che abbiamo fatto. Vedete come va dentro? Ciao. L'acqua è freschissima. Guardavamo qui. Sì. A sinistra? Vai a attraversare là dove sono i sassi. Sì. Stanno crescendo le gambe. Bella fresca. Vedete già che cade. È super freddo! Te come è preso su? Bella fresca. Durante i nostri trekking estivi, soprattutto se sappiamo che facciamo dei percorsi dove c'è da attraversare qualche torrente, nello zaino abbiamo sempre questo qua sandalino da bivacco, perché è veramente leggero, quindi averlo o non averlo non ti incide assolutamente nel peso dello zaino e ti dà la possibilità, senza bagnarti le scarpe o aver male ai piedi perché magari ti devi togliere le scarpe per attraversare un torrente del genere, e andare avanti nel tuo trekking, perché non si sa mai quello che ti può capitare. Un sacco di volte, ti ricordi Un sacco di volte. Con Tesco che aveva male al piede? Allora abbiamo fatto un bel giro a Palcoda, che erano due villaggi abbandonati, due città abbandonate, e nel trekking dovevamo attraversare un bel pezzo di torrente. Se volete vi metto il link qui sopra, andate a vederlo, in cui ci sono serviti questi sandalini da bivacco assolutamente super. Adesso risaliamo un po' qua, un po' di esplorazione. Un bel sassino. E stiamo risalendo qua un po' il torrente. Pian pianino si va dappertutto. Ok, mentre ci stiamo spingendo sempre oltre, finalmente non troviamo più nessuno, quindi adesso siamo da soli e andiamo avanti finché si può. Naturalmente col sandalino qua da bivacco i sassi li sentiamo tutti. Allora pian pianino si va avanti, non è come essere scalzi ma neanche come avere le scarpe. Adesso ci rinfreschiamo un po' i piedi. Qui è altina. Ci vediamo come passare sto pezzo. Super lì.
la grazia di una gallina. Allora, il rumore del torrente è fortissimo, quindi non so se si sente qualcosa col microfono, speriamo di sì. Abbiamo trovato quest'albero che ci può fare ombra qui sotto e c'è nessuno, abbiamo l'acqua davanti e ci facciamo da mangiare. Perfetto. Fame. Allora, qui l'acqua non è tanto veloce, quindi si riesce anche ad attraversare. Stupendo. Super refrigerio. Allora, oggi mangiamo dei gnocchi di patate con i funghi, più delle uova sode che sbuccia già come al solito. Questo si è rotto già ieri sera. Abbiamo portato via rotto da casa, che non si sa mai che possa arrivare aggiustato. Allora, la postazione è questa, c'è già. Adesso mettiamo su un po' di acqua, gnocchi, acqua e i funghi sono lì in fondo. Mi sono dimenticati. Bolle, adesso scoliamo i gnocchi che ci vuole 30 secondi a cucinarsi. Dillo tu. Gnocchetti, i funghi in riva al torrente. Buon appetito! E buon caffè. Allora, dopo il nostro pranzo abbiamo pulito tutto quello che avevamo tirato fuori, tutte le nostre immondizie ce le portiamo a casa, così facciamo la differenziata e adesso pian pianino torniamo là dove ci sono i cadini e tutto il percorso, che andiamo a vedere una cascatella. Era com'è andare in torrente? Parla bene. Mi si stanno staccando gli arti inferiori. È calda l'acqua? No. Allora, siccome in certi punti è fonda, abbiamo dovuto trovare il punto dove attraversare, lì abbiamo fatto una dorsalina e poi abbiamo attraversato qua, poi tutti gli altri punti sono tutti più fondi. Eravamo di là. Adesso siamo di qua. Go. Allora, volevo aggiungere che facendo il giretto dei cadini del Breton c'è il cartello che dice che è vietato uscire dal percorso. Noi siamo usciti, qui è una zona diciamo pericolosa, non è sicura e quindi noi ci prendiamo le nostre responsabilità. Nel senso che giornate calde noi veniamo qua, cioè secondo noi la natura deve essere tutta esplorabile, è che in un posto gestito, se uno viene qua si fa male dopo può lamentarsi, allora insomma se vi fate male vi arrangiate, il concetto è quello, dovete essere adulti e... Sì, quando ero piccolo se mi facevo male, quando arrivavo a casa mia mamma mi dava anche una sbarra in più perché mi ero fatto male, no puri. Un omino di pietra.
di sassi che ti indica la strada. Guarda che spettacolo! Oh! La grazia di... Ma dobbiamo andare di là poi ora alla fine? Eh sì, Guarda come corre! velocissima, per quello che è pericoloso. Guarda che qua traversini non più qui ragazzi. Qui attraversare qua. Attraversiamo qua. Questo percorso è anche uno delle nostre prime mete di montagna, nel senso che cercavamo la montagna in estate per venire al fresco e spesso non c'è fresco neanche in montagna e quindi andavamo in cerca di dove c'era da bagnarsi i piedi, e quando cerchi in internet trovi subito questo posto qua, insomma. È uno dei primi che abbiamo trovato. Ormai qui siamo di casa. Guardate quanto è fonda, sarà più di 2 metri, per 3. C'è il cartello là all'inizio con tutte le metrature. Allora, qui c'è gente che arriva da ogni parte, c'è del percorso selvaggio ovunque, vero? Abbiamo visto anche in mutanda boys. In mutanda boys. Roba pazzesca. Comunque qua sul nostro giretto che abbiamo fatto, torniamo alla macchina, quindi giretto molto semplice perché sono 600 metri di lunghezza per un'altitudine di 35 metri, quindi potete farlo tranquillamente, c'è tutti qua in scarpe da ginnastica. Però è un'ottima meta per rinfrescarsi nelle giornate più calde. Certo, per rinfrescarsi è bellissimo, e comunque questi cadini sono proprio naturale, bellissimo. una bellezza naturale da vedere. Questa è una meta che consigliamo se venite qui al lago del Mis, Anche per iniziare con le escursioni. anche come una delle prime escursioni se non siete avvezzi alla montagna. Anche per portare i bambini, perché è comunque didattica. Bellissimo. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima escursione. Ciao!